Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Di nuovo buongiorno a tutti i nostri amici e amiche alla visione e all'ascolto che ci stanno guardando in questo momento in linea e presa diretta. Torna la seconda edizione di Friuli TV, linea diretta mattina, già collegata con noi dal suo studio di San Bonari Fiavo, l'avvocato Nicoletta Polmonari. Parleremo della situazione acquirente perché ci sono importanti novità, ma andremo anche a scoprire meglio quello che è il lavoro e l'operatività da parte di questa associazione. Prima di parlare con lei però, avvocato, se permette un attimo, diamo una notizia veloce perché ci sono stati dei disagi questa mattina lungo la linea ferroviaria tra Udine e Tarvisio, nella Pontebana, in particolare per un guasto al passaggio a livello all'altezza del centro salesiano Bearzi in via Don Bosco. Le sbarre sono due semibarriere di tipo Westinghouse, al passaggio del treno si sono abbassate, poi chiaramente non si sono più alzate, si è creato tutta una sorta di traffico con blocco del treno che viaggiava a vista, cioè a Passo d'Uomo, perché il semaforo, come si dice, si era bloccato, dunque non dava via libera al treno. Tutto si è risolto nel giro di una mezz'oretta con l'intervento anche degli agenti della polizia ferroviaria che hanno nel frattempo assistito i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana fino a quando la pedaliera del passaggio a livello è stata sbloccata e dunque tutto è tornato alla normalità. Chiaramente un po' di problemi per quanto riguarda le persone che stavano accompagnando i propri bambini al Bearzi, però per fortuna nessun incidente o ferito. Succede ogni tanto e chiaramente la manutenzione è quella che è e bisogna aspettarsi un po' di tutto. Torniamo noi allora, innanzitutto buongiorno avvocato. Buongiorno Omar, buongiorno a tutti. Che vento tira dalle tue parti? È brutto, oggi è brutto, sì, nuvoloso, no. È un po' variabile, come si dice. Tempo variabile, sì. Allora, dicevo in premessa che vogliamo anche raccontare un po' nei particolari, no, quello che succede all'interno dell'associazione acquirenti, perché sono molti volontari che ogni giorno con costanza e con voglia di fare si presentano presso i vari negozi anche per la raccolta alimentare per poi aiutare le persone bisognose. Io l'ho sempre detto, questa associazione lavora a chilometro zero, cioè tutto quello che arriva va al destinatario, non rimangono, come si dice, non dico spiccioli, ma non rimane come si dice, quando c'è quel poco che viene messo da parte, un po' come succede in altri casi senza fare nomi. Allora, avvocato, ci vuole raccontare bene lei nei dettagli di questo lavoro, no, da parte dei vostri volontari? Certo. Così parlando insieme a te, no, nei giorni scorsi abbiamo detto perché no, entriamo proprio dentro a capire perché Acquirenti è un'associazione a tutela dei consumatori e quindi come anche venerdì scorso c'è stato il nostro vicepresidente, l'avvocato Ettore Giulio Barba, che ha intanto un po' introdotto una magari degli argomenti che possono interessare molto attualmente, tutto quello che riguarda il social, la diffamazione nei social, eccetera. E quindi noi ovviamente come associazione dei consumatori facciamo quello che fa un'associazione a tutela dei consumatori, una tutela legale degli associati, degli imprenditori, consumatori. Però la cosa particolare è che noi sul territorio abbiamo una serie di progetti che si realizzano e per quello parliamo oggi di loro, tramite i nostri volontari. Pensa che quando abbiamo dovuto rinnovare lo statuto dell'associazione per adeguarlo al nuovo codice del terzo settore, abbiamo studiando un po' il nuovo codice ci siamo accorti che la parola volontario viene citata più di 150 volte. Quindi
già il nostro legislatore, modificando molto tutto quello che riguarda il codice del terzo settore, quindi tutte quelle che sono le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, le ONLUS, tutto, ha dato un'importanza fondamentale ai volontari. A volte penso, no, che un'associazione ha bisogno ovviamente dei vertici per capire dove vuole andare, per avere i contatti con i vari enti, con le altre associazioni, però, e noi l'abbiamo visto proprio soprattutto in questo ultimo anno, dove siamo intervenuti in modo forte con la raccolta alimentare, con il nostro Salva Dignità, abbiamo visto come loro sono assolutamente insostituibili. Noi facciamo queste, lo sai, queste raccolte alimentari presso le grandi GDO, supermercati in tutta Italia. E questo Ma la cosa importante, avvocato, se permetti, io sottolineo sempre questo, il chilometro zero, nel senso che voi non è che fate una richiesta, diciamo, diretta o indiretta all'utente che vi sta guardando sul posto tramite i vari sistemi di comunicazione e chiedete, non so, X euro per una donazione, no? Poi di questi X euro alla fine a quella persona che veramente ha bisogno finisce proprio un briciolo, perché tra tasse eccetera eccetera viene disperso nel mondo, come si dice in questi casi. Voi invece fate proprio l'azione diretta, nel senso che se io vado a fare spesa nel posto dove si trovano i volontari dell'associazione, esco e mi viene chiesto una donazione o con la spesa o con diciamo denaro, io quell'euro, quei 5 euro, 10 euro, quello che volete dare, so che quei 10 euro che do vanno direttamente alla persona che ha bisogno, non è che gli regalate, nel senso bollette e via dicendo. No? Certo, noi, io ti racconto una cosa molto personale mia. Io avevo, perché è mancata una nonna molto buona e diceva una cosa, lei veneziana proprio, io non dono niente, lo dico un po' in italiano perché magari il veneziano stretto non lo so parlare, io non do niente perché ischei se tacca sue man. Cosa vuol dire? Che lei aveva un po' questa concezione, perché purtroppo tante volte accade, nascono delle associazioni così, no? Con la scusa della richiesta di fare un dono, poi questi soldi purtroppo... Beh, anche mia nonna, se permetti, anche mia nonna materna, la mamma di mia mamma, che era veneta anche lei, di Brusaporto, per la precisione, oggi Castelminio di Resana, la località, anche lei aveva questo detto, ma lo diceva e lo metteva in pratica, nel senso che ogni tanto io scherzo con mia mamma, dicevo, se ci fosse viva ancora la nonna Italia, avrebbe già risanato i conti dell'Italia, perché come ministro dell'economia era perfetta, guarda, non sgarravi di una lira con lei. È vero, è vero, è vero. Infatti a volte così parlo con i miei e dico, pensa, la nonna, cosa direbbe la nonna? Sapere che io sono all'interno di un'associazione che comunque pensa tanto ad aiutare gli altri. E giustamente loro dicono, beh, ma tu lo sai, no? Che in effetti la raccolta alimentare che noi facciamo non viene presa. A volte ho visto anche delle trasmissioni, vengono vendute, no, fuori dal supermercato, la gente vende, insomma, la disperazione, io dico che ti fa fare tante cose, però... c'è disperazione e disperazione. No? Bravo, esatto, però il disperato onesto queste cose non le fa, ecco. E anzi, che cosa fa il disperato onesto? Come è successo a noi quando le persone ci contattano anche sui social, tramite le mail che abbiamo lasciato, detto, io ho bisogno, cosa posso fare? Guarda, diventa un nostro associato, ti iscrivi gratuitamente e vieni a fare la spesa con noi. Cioè, vieni con noi, ti formi prima, ti lavi, indossi la nostra divisa da volontario, ti curi perché molto spesso la depressione, le difficoltà portano, no, a una trascuratezza. Ti curi, vieni con noi, ti aiutiamo, ti facciamo vedere come si fa, ti diamo la canna da pesca, no, famosa, ti facciamo vedere che è vero, è un sacrificio rimanere 10 ore fuori da un supermercato,
spiegare che cosa stiamo facendo, spiegare che quello che viene donato viene portato il giorno dopo alle persone che hanno bisogno in quel posto lì, in quel comune, in quel territorio. Quindi noi siamo ovviamente in contatto con le altre associazioni amiche, sai che quando noi abbiamo del cibo in abbondanza lo doniamo alla Croce Rossa, alla Caritas, l'associazione San Vincenzo, stiamo collaborando molto con loro perché loro sai che hanno proprio questo un grande focus sull'assistenza sul territorio, e noi stiamo donando molto a loro. Perché? Perché abbiamo visto come proprio per il fatto che noi abbiamo dei volontari che pensano agli altri come a se stessi, e questa è la cosa bella, le persone ti ascoltano, e quindi quando le persone vanno a fare la spesa, il sacco che ti portano, perché la persona che è lì magari dalle 7, dalle 6 della mattina è lì e ha fame, sa che quella persona sta facendo un sacrificio, ma va a quella persona, va all'anziano che magari non può uscire a fare la spesa. Ci sono delle persone che hanno, soprattutto in questo periodo, dei disabili in casa e devono stare lì. Sono dei casi, come hai detto tu giustamente, avvocato, dove veramente stiamo vedendo delle cose a pochi passi, no? Nel quotidiano, e in certe zone, come molto spesso si sottolinea anche attraverso questi appuntamenti, magari ci sono delle persone che proprio per il loro orgoglio, no, personale preferiscono, tra parentesi, rimanere nell'anonimato e in difficoltà, piuttosto che magari chiedere aiuto a un'associazione che in 2 minuti, tra parentesi, può risolvere a lei il problema. Cercare di darti gli strumenti, hai capito? Nel senso di dire, perché io ti dico, ho conosciuto delle persone veramente insospettabili, che avevano dei serissimi problemi, non pagavano le bollette, ma non quelle del mese, non pagavano bollette da 2, 3, 4 mesi. Dai, prima o poi non c'è più l'acqua, non c'è più riscaldamento, non c'è più l'elettricità, e quindi se tu magari ti riesci a uscire un po' dalla difficoltà di dire ho bisogno, ma non rimango sul divano ad aspettare che mi portino la spesa a casa o che tramite una raccolta fondi mi paghino la bolletta. Io sono io il primo, no? Che mi metto in gioco, che esco la mattina. Ti volevo infatti leggere, ma a te ovviamente ai telespettatori, un bellissimo messaggio di una nostra volontaria, e forse è da lei che è nata questa idea di fare la raccolta alimentare a marzo, ancora quando subito siamo intervenuti durante il lockdown. Se mi permetti, ma ti volevo leggere queste poche che mi sono arrivate sabato notte, perché c'è stata questa raccolta alimentare a Udine. Il tempo sabato scorso era purtroppo molto molto brutto, e queste persone sono state lì fuori per molte ore sabato scorso facendo dei turni, perché era veramente molto freddo, e questo supermercato che ci aveva accolto, devo dire che nessun supermercato ci ha chiuso le porte in faccia. Magari c'erano altre raccolte alimentari di altre associazioni, quindi giustamente per non fare confusione si rispetta, no, il primo che è arrivato, però devo ringraziare proprio tutte, e lo faremo anche sulle testate giornalistiche e sulla carta stampata, perché ci teniamo a farlo. E ti leggo queste poche righe che ha scritto. Stamattina il tempo non era dei migliori, sotto le coperte si poteva stare meglio, rilassati al caldo e senza far nulla. Ma avevo preso un impegno, a Udine. Era un po' che non uscivo per fare la raccolta. Per tutta la strada mi sono chiesta più volte, ma non potevi dire di no. Con questo tempo, come fai a stare fuori dal supermercato, a rompere le scatole alla gente con questo foglietto? Noi abbiamo un foglietto dove indichiamo le cose che servono di più.
con la frase che in 2 secondi devi spiegare che cosa fai lì, perché stai togliendo le persone dai propri pensieri mentre fanno la spesa, a sensibilizzare la gente a comprare qualcosa per chi ha meno. Sono andata, ho messo la mia pettorina gialla, che è la nostra divisa dei volontari, e via. 3 ore e mezza passate in 1 minuto, 3 ore e mezza dove mi sono anche scese le lacrime, dove ho incontrato gente che ti ringraziava per quello che stavi facendo, gente che nella fretta si era scordata e che per discolparsi ti lasciava qualche soldino, gente che pensava di aver preso poco e rientrava nel supermercato a prendere ancora qualcosa, gente che aveva una borsina propria e mezzo carrello da donare. Io ti dico che mi sono commossa quando ho letto queste righe, perché vedi quanto è difficile, quanto sarebbe molto più comodo aspettare a casa, quanto purtroppo molti lo fanno. E invece no, quello che noi vogliamo è, anche attraverso all'inizio, venire con noi a fare la spesa fuori dai supermercati, capire come si fa, capire che devi rispettare le persone. A volte ci sono delle persone, perché magari tanti hanno tanti problemi, che insultano i nostri volontari, perché purtroppo ci sono tante stress, metti un po' tutto anche, però quello è un inizio, no? Ti diamo una mano, vieni con noi, fai, ti impegni, poi da lì le persone noi vogliamo che vengano reinserite nella società. Quando tu hai la pancia piena, poi riesci a intravedere una speranza con i nostri progetti, con la possibilità di conosci tanta gente e quindi tutti sappiamo, magari serve per qualcuno per un lavoro in quel posto, serve qualcun altro presso quell'azienda, magari sono lavori umili, ma nessun lavoro è umile se ti permette di portare a casa il pane per i tuoi figli. D'altronde l'hai detto tu, avvocato, no? Cioè, c'è ancora gente che aspetta che qualcuno, una volta si diceva, c'è un detto friulano, no? Che dice, più che i bes non ti calling up ai cops, nel senso che i soldi non ti vengono giù dal tetto, no? E c'è ancora chi ci crede a questo detto e magari non si sporca le mani, non ha voglia di lavorare ed è il primo a criticare quello che una persona fa sul territorio, anche magari attaccando i volontari che, tra parentesi, non perdono, dedicano una parte della loro giornata per aiutare il prossimo, a costo zero. A costo zero, certo, anche perché capisci che il tempo comunque che viene dedicato è tanto, perché poi quando tu riempi magari il bagagliaio della macchina, il furgone, porti tutto a casa, poi devi dividere le cose in borse, devi sapere a chi portare cosa, cioè c'è un lavoro da fare, quindi sono molte ore che vengono dedicate e guarda Omar, davvero, capisco bene. Sì, non pensavo di poter conoscere delle bravissime persone, ma che ti dico, c'è chi fa il contabile, c'è chi ha una propria azienda, c'è chi lavora in banca, cioè, nel senso che non sono persone che non hanno null'altro da fare, però sono persone che magari sono state aiutate in passato e vogliono essere riconoscenti e dire io ce l'ho fatta, puoi farla anche tu. E certo. quello che vediamo anche con tanti nostri progetti, però insomma dai. Senti, avvocato, la cosa importante da sottolineare è che comunque vada in un periodo un po' particolare dove, come hai detto tu, c'è difficoltà e via dicendo, quello che conta è che da una parte avete tanti volontari che si stanno avvicinando alla vostra associazione per dedicare, ripeto, il proprio tempo libero al prossimo, ma ho notato che ci sono, perché sono collegato col vostro canale Telegram, ho notato che c'è dall'altra parte anche una grande risposta, no? C'è gente che veramente vi dà il materiale per aiutare, soprattutto i beni di consumo alimentare, insomma ho visto c'è parecchia cosa, ma anche sul fronte di sostegno economico ho notato insomma che c'è un grande ritorno, cioè c'è la domanda ma c'è anche la risposta. Sì.
anche perché quando le persone a volte, anche poi dai supermercati, chiedono chi siete, cosa fate, noi siamo ovviamente tutti formati, no, come volontari, perché è giusto spiegare alle persone dove va la borsa della spesa o dove vanno magari i soldi che donano, 10 centesimi, l'euro che abbiamo nelle nostre aziende in tutto il territorio nazionale, sai, questo salvadanaio, salvadignità. Per noi queste cose qui le usiamo a volte per pagare la bolletta anche dell'azienda che ha ricevuto in regalo questo salvadanaio, perché sai, lo sai meglio di me, Omar, che tu hai il polso della situazione, quante aziende sono in gravissima crisi e stanno valutando riapriamo, non riapriamo, cosa facciamo. E quindi aiutiamo anche questo, anche se loro, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, loro vogliono farcela da sola, ci sta solo questo grande orgoglio, no, di tener duro e di continuare. E diciamo, questi soldi che voi ci date vengono investiti e per far partire certe cose, per far partire certi progetti e perché i volontari dell'associazione abbiano la possibilità di avere un rimborso spese per questi lavori che vengono fatti. Quindi nel momento in cui spieghi che questi soldi sono, come dici tu, arrivano alle persone in difficoltà a chilometro zero, le persone poi ci credono, anche perché poi sei qui che puoi dimostrare che tutto quello che arriva viene allora, Nicoletta, io direi così, no? Perché chiaramente la gente, magari c'è sempre lo scettico che guarda e dice, ah, questi chiacchierano, poi alla fine non è vero, sono tutte, è solo per fare propaganda, aria fritta e via dicendo. E io direi che vediamo se riusciamo a fare la prossima settimana, o massimo quella di là, magari faremo un collegamento proprio in diretta con le nostre telecamere, saremo in un punto dove i vostri volontari operano, in modo tale che parleremo direttamente dal posto di lavoro, se mi consentite, in modo tale da far capire e conoscere che quello che dite non sono baggianate o tanto per fare un po' di fuffa o avere un like in più per far vedere che insomma la gente guarda internet e va su Facebook, ma faremo proprio una diretta sul posto per far vedere effettivamente che quello che tu stai dicendo, ma quello che e soprattutto far capire che l'associazione acquirenti sta lavorando. Ma molto volentieri, Omar, molto molto volentieri. Sappiamo che magari la gente per il discorso della privacy e via dicendo ha difficoltà a essere intervistata chiaramente, ma noi lavoreremo con i volontari, cioè faremo vedere la raccolta che i volontari hanno fatto in quel momento, in quel determinato posto. Molto molto volentieri, Omar, grazie. Perché è un ulteriore messaggio che lanci, perché non hai niente da nascondere, non ci sono scheletri nell'armadio, no? Magari tanti altri si sentono, ma noi facciamo, faremo, via dicendo, poi alla fine viene fuori il bluff, no? Perché purtroppo ci sono, ma fate parte. Certo. Avvocato, io ti ringrazio come sempre, ti auguro buon lavoro, ti libero perché anche tu gli impegni, insomma i tuoi impegni sono serrati, chiaramente il tempo è tiranno, come si dice in questi casi. Ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana, come do appuntamento a tutti coloro che vogliono conoscere e capire cosa fa Acquirenti in Friuli Venezia Giulia, ma nel nord-est e anche nel resto d'Italia, perché l'abbiamo sottolineato, l'associazione è presente in tutto il territorio nazionale, isole comprese, per quanto riguarda insomma le iniziative legate ad Acquirenti Italia e anche Acquirenti FVG Nord-Est. Grazie avvocato, ti lascio libero perché io vado avanti un attimo con le notizie e andiamo subito in quel di Trieste. Buona mattinata ancora a te. Allora andiamo a dire che c'è stato un incendio questa mattina, durante la notte per la precisione, verso le 4 in una casa di via Ronchetto nel capoluogo regionale. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Trieste con più mezzi e il personale sanitario insieme ai carabinieri. 2 residenti, madre e figlio, sono stati presi a carico del personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi della combustione.
Le fiamme sono state localizzate in una stanza rialzata e prontamente domate. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono terminate all'alba e stanno proseguendo, insomma, nella tarda mattinata. Da quello che sappiamo, le 2 persone sono state condotte in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Dovrebbero anzi già essere dimesse nel corso della giornata. E con questo è tutto, rientriamo in studio, non resta che ringraziarvi come sempre per la visione all'ascolto. Noi vi diamo appuntamento nel primo pomeriggio con Info Friuli TV linea notizie giorno, con il riepilogo e con le ultimissime accadute nella nostra regione e anche nel vicino Veneto, come sempre, perché ci stiamo espandendo, stiamo lavorando per voi e piano piano, insomma, una goccia nel mare, olio di gomito, quella cosa importante, friulitv.net, insomma, si sta piano piano allargando, e questo grazie a voi che ci seguite, grazie anche allo staff, perché non ci sono solo io, noi lavoriamo in squadra e chiaramente ognuno ha il suo ruolo, e il ruolo sta funzionando, e siamo anche possibilità di fare i jolly, nel senso che se non funziona bene all'ala destra si va all'ala sinistra, si può giocare da libero o addirittura da portiere, se serve anche attaccante, ma sempre nella massima visibilità. Cosa dire? Sono le 10.51 per chi ci guarda in diretta, e ci sentiamo più tardi, come sempre restate con noi, chiaramente gli aggiornamenti poi delle notizie sulle nostre pagine social e anche attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Mandi. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.